Scontro di alta e bassa classifica in programma allo stadio Sbrighi di Castiglione di Ravenna, di fronte a una ribelle in cerca di punti di sicurezza per la zona playoff e il Castelfranco alla ricerca invece di punti salvezza che allontanino il più possibile il club emiliano dalla zona rossa. Una ribelle decimata data le numerose assenze, su tutte quelle di Bernacci e la presenza in campo di giocatori come Rodriguez alle prese in settimana con l'influenza. Dall'altra parte si vedono tre ex Sant'Arcangelo, Benedetti e Spadafora siedono in panchina e Negri invece scende in campo. Una partita difficile per i padroni di casa che devono ringraziare un super Calderoni, come lo stesso Antonioli a fine partita ci ricorda. Sì, ha fatto due parate straordinarie, non lo nascondiamo, lo sappiamo che per noi è un valore aggiunto, come lo sono i vari Graziani, i Poletti e anche i giovani che abbiamo che sono validi, quindi oggi è stato veramente bravo, come spesso capita, come era stato bravo anche Lani domenica scorsa, quindi complimenti a lui e questa squadra sta veramente facendo grandi cose. Ma alla fine 3 punti d'oro che sanno di credo nei playoff, come sostiene il DS Giorgio Screpis. Sì, ci crediamo, adesso questa settimana recuperiamo qualche infortunato, gli squalificati, diciamo che andiamo a Legnago per fare risultato. Mancando la torre in avanti, i padroni di casa si rendono pericolosi con una conclusione da fuori area terminata al lato. Al 17° è più convincente l'azione creata dal duo Liberti-Graziani, con quest'ultimo che anticipa il proprio marcatore ma che in mezza rovesciata mette sul fondo. Pari, allora, prova a muovere le acque al 24°, altra conclusione da dimenticare. Mentre 60 secondi più tardi l'incursione di Graziani con relativo traversone al centro area non viene raccolto da nessuno dei propri compagni di squadra. L'ex Sant'Arcangelo prova a inventare al 29°, dopo essersi procurato una punizione, e la volta dell'ex San Marino Poletti che insidia la porta dei Gibertini, chiamando quest'ultimo alla deviazione in corner. Ma prima del fischio finale della prima frazione di gioco, ecco che al 44° il cielo si tinge di bianco-blu quando Graziani, nel migliore dei modi, stacchina l'avversario per colpire il pallone di testa che, complice anche un'involontaria deviazione, termina in fondo al sacco. Il primo tempo si conclude dunque sull'1-0 per la formazione di casa. Nella ripresa la ribelle prova da subito a chiudere la partita con Petrelli che già al secondo alza la mira. Dall'altra parte si mostra molto attivo il neoentrato Spadafora, l'attaccante ex Sant'Arcangelo al quarto prova a colpire ma non riesce in tale intento. Al 7° il ribelle ha un'altra palla limpida per chiudere il match, in contropiede Rodriguez si divora il raddoppio, poi Fabbri calcia in bocca a Gibertini sul proseguimento dell'azione. 3 giri di lancette e Calderoni al 10° è costretto ad uscire a pugni uniti su un pericoloso traversone dalla tre quarti. Al 14° il pareggio ospite sembra fatto quando Spadafora calcia a botta sicura ma Lombardi questa volta salva sulla linea di porta. La ribelle, nuovamente al 16°, si presenta davanti a Gibertini. Questa volta il portiere viene raggirato da Graziani, che da posizione defilata serve Rodriguez, ma l'azione termina senza nessun urrà dei padroni di casa, che anzi rischiano al 19° quando Spadafora di testa chiama Calderoni alla deviazione in corner. Sul finire di gara, al 36°, Vinci chiama con una deviazione di testa a un altro miracolo il portiere di casa che questa volta, anche con l'aiuto della traversa, evita il gol del pareggio agli avversari. Da corner ne scaturisce un nuovo tentativo avversario con un tiro centrale di Negri raccolto senza problemi dall'attento Calderoni. All'86° proteste ospiti per un atterramento in area di rigore ad opera di Spadafora, ma il direttore di gara, Francesco Di Pallo di Chieti, ammonisce l'attaccante per simulazione. La gara si conclude con una vittoria di misura che sia per Antonioli che per Screpis risulta essere fondamentale per il proseguo di stagione. Queste sono le vittorie che piacciono tanto agli allenatori perché sono quelle che comunque giochi bene e quando c'è da soffrire la squadra soffre, quindi veramente complimenti a questi ragazzi che tengono ancora vivo questo sogno impensabile per la ribelle. Sono 3 punti fondamentali per dare continuità, diciamo, al proseguito del campionato, mancano ancora 5 partite, diciamo che siamo ancora lì, ci crediamo per i playoff.